Terza corsa, una prova per cavalli di 4 anni con Insalchi Gentleman, l'1 Destiny di Poggio, 2 Demonio DSE, 3 Denalda OP, 4 Deltaplano Jet, 5 Dubai Adri, 6 Duquoin S, 7 Dallas dei Greppi. Con molta cautela Dubai Adri, la macchina che prende velocità, e sono partiti con la velocità da parte di Demonio DSE che cerca di contenere Deltaplano Jet e Duquoin S. Si imbocca la prima piegata con Deltaplano che insiste all'attacco di Demonio, il quale mantiene la figura di dentro. Si sistema in corda Duquoin S, se ne vanno così i primi 200 metri di corsa in 14,1. Demonio DSE al comando, Deltaplano Jet allo scoperto, poi in corda Duquoin S, quindi Destiny di Poggio che precede Denalda OP. Alla retroguardia c'è Dallas dei Greppi. Numero 5 Dubai 400 Adri, metri della testa squalificato. vengono passati in 28,8. Parte del leader Demonio DSE che è rimasto davanti nel lancio e ora controlla le offensive di Deltaplano Jet. I 600 se ne vanno in uno svelto 44,1. Demonio in vantaggio, Deltaplano di fuori, Duquoin allo steccato, va a fare la seconda pariglia Destiny di Poggio, poi Denalda OP e quindi Dallas dei Greppi. Gli 800 metri in 59, sul piede dell'1.13,7, Demonio DSE che continua a guidare, Deltaplano Jet allo scoperto, poi alla corda Duquoin S, in pariglia sempre Destiny di Poggio, se ne va il primo chilometro in 1.14,6. Demonio e Deltaplano, poi Duquoin e Destiny. Si mantiene così invariato lo schema di corsa, se non che Dallas dei Greppi prova a muovere dall'ultima posizione. La retta opposta alle tribune è ancora in 15, 1.29,6, 1.200. Demonio DSE in vantaggio, Deltaplano Jet sempre proteso al suo esterno. Alla corda Duquoin S si sposta in terza corsia Destiny di Poggio che prova ad andare sui primi. La piegata conclusiva con Demonio DSE che si difende in vantaggio, Duquoin S nella sua scia, al largo è ancora Deltaplano, è in vantaggio Demonio, Duquoin S che prova ad andare di dentro, ma Demonio DSE nel finale viene a vincere facile su Duquoin S per il terzo posto Destiny di Poggio. 29,4 a chiudere la vittoria di Demonio DSE. Filippo Monti per il training di Lorenzo Baldi che raddoppia subito da allenatore. I colori della scuderia Brown, la vittoria in percorso di testa per il figlio di Ruti Griff. Demonio DSE che nel finale si allunga facile, Duquoin S prova ad avvicinarlo ma è in controllo totale. Demonio DSE e Filippo Monti che vincono la terza corsa dall'Arcoveggio.